Ma diciamo che principalmente ci scelgono le persone, i privati, sostanzialmente famiglie che hanno un rapporto eccezionale, direi, con il proprio amico a quattro zampe, persone che trovano nel cane o nel gatto o altri animali convenzionali, che non sono questi due, un rapporto che non c'è. Loro ti danno tutto, ti danno amore, affetto, ti sono vicini in varie situazioni della vita. Noi abbiamo a che fare con tantissime persone, anche da bambini con la sindrome di Down, bambini autistici, persone cieche, associazioni, quindi ogni persona ha la propria storia dietro e quindi noi cerchiamo di rispettare semplicemente quella storia che c'è dietro la famiglia. Quindi abbiamo una vasta clientela, tante persone private, famiglie, ma tanti anche veterinari. Poi a noi si appoggiano anche ASL veterinari, polizia, carabiniere, cani antidroga, tutte quelle forme che comunque fa parte del mondo degli animali, associazioni canili e quant'altro. Noi cerchiamo sempre di rendere questo servizio eccezionale. Non ci sono tante parole da esprimere cosa ti dà un animale, l'ho detto poco fa, quello che ti danno loro non lo trovi nelle persone e quindi abbiamo un attaccamento molto forte a loro e quando ci lasciano è sempre, come lo riteniamo io e Alessandro, il lutto vero e proprio. Allora, la competenza prima di tutto deriva da una principale cosa che purtroppo non è che si coltiva, ma è una cosa che si ha un po' dentro, nel senso che l'essere comprensivi non è una cosa che impari, devi avere un po' dentro. Soprattutto per questo tipo di settore qua, che è un settore che è molto difficile ancora ad oggi per molti capire cos'è la perdita di un cane e di un gatto. Perché per tanti, no, tante volte si chiacchiera in giro, no, con persone e si dice vabbè, ma è un cane, è un gatto, cosa stai là a piangere, cosa stai a fare tutte queste cose, no? E invece bisognerebbe un po' entrare nella storia di quello che c'è stato, come prima appunto diceva anche Matteo, e capire il motivo per cui quel cane è stato trattato in quel determinato modo, cosa ha rappresentato quel cane o quel gatto per quella persona. Veniamo contattati appunto tramite una chiamata o dalla persona privata, quindi quando in questo caso il cane decede direttamente a casa, o dal veterinario qualora il veterinario ha parlato col proprietario e il proprietario ha deciso di avviare la cremazione singola. Veniamo contattati, preleviamo la salma e viene portata nel nostro centro, nella nostra sede, che può essere o qua a Venezia o a Vicenza. E poi da là si decidono una serie di servizi. Il che può essere la cremazione singola, quindi è quella che ti dà modo di poter riavere indietro le ceneri, quindi il cane viene cremato da solo, viene fatto il recupero delle ceneri e restituito all'interno di un'urna che poi verrà scelta dal cliente. Oppure c'è la possibilità di fare una cremazione semplice, detta collettiva, dove viene cremato insieme a altri cagnolini o altri gatti e poi ovviamente non viene fatta restituzione delle ceneri. In più offriamo il servizio di commiato, dove è stata appunto ideata una stanza del commiato, che è questa qua, dove diamo modo alla persona di poter dare un ultimo saluto al proprio fedele a quattro zampe e vedere il procedimento di inserimento nel crematorio, quindi tramite monitor che abbiamo in questa stanza si vede l'inserimento nel crematorio e la chiusura dell'impianto. La tecnologia e tutto quello che poi va dopo questo primo step qua sono il crematorio deve avere determinati accorgimenti, deve essere principalmente strutturato in una maniera che non inquini e che comunque funzioni in maniera ottimale come comunque prevede la legge. E deve avere, secondo me, come abbiamo strutturato noi, un posto dove la persona può stare tranquilla e poter dare il saluto al proprio cane e deve essere un ambiente, ecco, insomma, sereno, anche se non può essere sereno nel momento, però deve essere il più sereno possibile, perché paradossalmente ci sono state persone che sono venute qua e quando sono state qua hanno visto come abbiamo lavorato, come è stato svolto il tutto,
Uscendo di qua si sono sedute sollevate, ma perché sanno di aver lasciato il proprio cane, il proprio gatto o comunque il proprio animale domestico a persone che sapevano capire quel momento.